sono cittadino onorario, no, pagherò una tassa onoraria. Poi non ne pago quelle vere, quelle onorarie, che quelle già devo dare al tuo collega alemano. Prego? Vabbè, quello volentieri, non so quando potrà essere, però con vero piacere. Allora, io non lo so perché, non so veramente, vi posso dire, siccome ci sono anche molti ospiti stranieri, c'è una cosa che io facevo, che ho fatto un anno e mezzo, quindi sto facendo una tournée, un giro da solo di concerti, voce e pianoforte nei teatri di tradizione italiani, e facevo questa cosa a un certo punto, nella quale bisognerebbe poi provare a cercare un centro acustico, quindi probabilmente la farò insomma con il microfono. In tutte le lingue del mondo questa fortuna equivale quasi veramente a un'idea di buona pace, è un po' un good luck, è un muy buena suerte, una bonne chance, è veramente la cosa che si può augurare di meglio, insomma. Secondo me, siccome ci aspettano comunque, nella vita sempre, ma insomma questi sono momenti anche particolarmente critici, nel senso che sono momenti di passaggio, quindi potrebbero essere veramente molto interessanti per dipingere un futuro più bello, più forte, quello che ci meritiamo, quello che il mondo merita. E allora, vabbè, ve ne farò un pezzettino, ma non so neanche come viene. Lo devo fare col microfono perché c'è un punto in qualsiasi teatro in cui si riesce, però insomma lo terrò lontano, vediamo se riesce. Di allegria per una nuova compagnia per te, buona fortuna per una